noche en la discoteca. Push your hands up for Mr. Bossa Nova, Dr. Chaos DJ. This is Cream and she is Francesca Cittadino. I want to live my life, enjoy every moment. I want to feel free and the joy of the summer, the rhythm of the sea, the sunset, the wind on my skin. It's playing away the Baila conmigo esta noche, muévelo, muévelo, muévelo más. Lo que quieres un tarantero, vale chica, dale más. En mi barrio es una certeza, todos los drinks, mojitos, cerveza. En mi barrio latino, tú quieres Cream esta noche contigo, tarantero para bailar. Bésame, bésame, bésame más, es un sueño hasta mañana. Las manos al cielo como en Habana, es un ritmo muy caliente para mí, para mi gente. En el cuerpo, en la mente, mi pasado y ahora mi presente. Digo, muévelo, muévelo, muévelo. Si quieres, cántalo, cántalo, cántalo. Tarantero, 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 tarantero. Come on, baby, let's dance. Come on, baby.
na, te quiero na, na 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 na, na 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 na, na na na, te quiero. When I look into your eyes, my defenses fall down, and my heart started building my dream. When I look into your eyes, my defenses fall down, and my heart started building. Te quiero. Está fervendo, a galera está gostando. Agora todo mundo rebolando. O clima está fervendo, a galera está gostando. Agora todo mundo rebolando. Alô mamãe, alô papai, alô mamãe, segura o pai. Alô mamãe, alô papai, alô mamãe. Una domanda a un ospite particolare. Nicodemo, cosa ne pensi del nostro carro? Straordinario, viviamo! Grazie! Sei il numero uno grande! Salutiamo il nostro amico Nicodemo. Culo! Pa' cima, pa'
abbiamo trovato il sole in questa giornata fantastica qui a Vescovana. Il carnevale è stata un'esperienza bellissima, straordinaria, ricca di colori, di persone e di bambini soprattutto che si divertivano. Noi abbiamo rappresentato gli indiani, arriviamo da Solesino e abbiamo fatto questo carro in 10 giorni e ringraziamo tutti i partecipanti. Grazie, evviva, alla prossima edizione. E la domanda è: sono o non sono il numero 1? Ciao a tutti, questo è il carro dell'infanzia della scuola Elvira Rizzato di Solesino. Il carro è stato progettato e eseguito dai genitori della scuola. È una dimostrazione del forte della scuola. Allora, abbiamo lavorato per 3 mesi di fila, siamo partiti a dicembre e 7 giorni su 7 perché come potete vedere c'è molto da lavorare. Siamo un gruppo di più o meno 20 ragazzi che ci siamo impegnati, abbiamo voluto comunque prenderci questo impegno per divertirci noi e far divertire ovviamente anche gli altri. Forse ci siamo divertiti più noi, però l'impegno e l'intento era quello. E il nostro obiettivo era quello di puntare comunque sui colori, sulla musica e sul ritmo e di far divertire le persone. Ci siamo divertiti tantissimo. Abbiamo puntato su raffigurare un paese che comunque è simbologia di colore, frutta, ritmo e appunto perché ci piaceva raffigurare questo tema. Allora, ciao a tutti, noi un gruppo di cavalieri di Solesino, una sera d'inverno ci siamo ritrovati per organizzare l'ennesimo anno del nostro carnevale. Abbiamo deciso per richiesta anche di alcuni bambini di rappresentare Cenerentola. Allora così ci siamo ritrovati una sera, abbiamo deciso di rappresentare Cenerentola. Naturalmente Cenerentola non poteva essere non rappresentata con la zucca, con i topini, allora ci siamo impegnati a rappresentarla con la zucca nella trasformazione della fatta Smemorina. Abbiamo diversi topini che l'hanno accompagnata in questa trasformazione. Abbiamo fatto un carro che rappresentava Cenerentola mentre stava lavorando, mentre diciamo serviva la matrigna e le sorellastre, e poi nel retro del carro abbiamo fatto una parte dedicata al palazzo dove c'era il re, le varie principesse al ballo e abbiamo i paggetti che con pazienza e con tanta solerzia hanno cercato di trovare la ragazza che andava bene la scarpina. Davanti alla bocca il microfono abbiamo una topina. Non lo so, mi auguro, vabbè, allora meglio così. Vuoi dire qualcosa a te? Abbiamo un'altra pretendente al trono della principessa? Dai, qualcosa? Niente, la scarpina non le andava bene, allora non è lei la principessa designata. Speriamo che tra diversi carnevali riusciamo a trovare anche la nostra Cenerentola. Basta, ho detto tutto, le matrigne qui, le sorellastre, si è contenti, 2 cuori e una capanna. Il principe è qui nascosto, ecco il principe che scappa. Ciao a tutti, arrivederci al prossimo anno, grazie. Allora, noi siamo un gruppo di Solesino e quest'anno ci è venuta un'idea di fare questo carro di figli di fiori, avendo la nostalgia di quegli anni. E così ci siamo ritrovati e abbiamo detto ok, lo facciamo, e ci siamo trovati e abbiamo fatto. Ragazzi sono stati stupendi, abbiamo trovato una compagnia esemplare. E adesso abbiamo fatto questo di Vescovana, andremo a fare quello di Monselice e anche quello di Conselve. E grazie a tutti. Allora, noi rappresentiamo la scuola di infanzia Sant'Antonio di Arteselle di Solesino e il tutto è nato legato proprio al tema della sicurezza che si vuole portare avanti quest'anno, e il gruppo di papà del triennio si è raggruppato e ha deciso di portare avanti il carro dei pompieri e di Grisù, il tema di Grisù.
Anche quest'anno Vescovana ha voluto essere presente con il carro alla 4ª edizione del Carnevale. Siamo un gruppo di giovani famiglie, come si vede, giovani che ormai da 4 anni animano il gruppo, e passo la parola agli altri, non voglio essere invadente. Hai detto troppo poco, hai detto. No, noi abbiamo organizzato il carro di Vescovana con tutti i figuranti che ci sono, come vedete, ci sono tutti i figuranti della storia dei cartoni di Scooby-Doo. E in più anche abbiamo organizzato questo carnevale di Vescovana, merito della Polisportiva, insieme con il comune, in collaborazione e altri. Siamo già alla 4ª edizione, siamo contenti del risultato. Sentiamo un giovane. Lunga vita e prosperità. Grazie a tutti, è stato un bellissimo evento. Dobbiamo ringraziare soprattutto Luca, che è l'organizzatore, ci ha aiutato a costruire tutto questo. Comunque grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, che speriamo sia stata piacevole per tutti quanti. Grazie a tutti, bravi! E sono qua per presentare una delle protagoniste del carro, la Daniela. Ciao a tutti, grazie di essere... Vai Daniela, brava! Brava Daniela! Vai, continua. Grazie della partecipazione sempre numerosa, grazie a tutti. Noi ringraziamo questo bellissimo gruppo di Vescovana, che alcuni sono nostri allievi, che andiamo a ballare assieme. Sono bravissimi perché sono un gruppo unito, fanno sempre dei carri stupendi e sono sempre organizzati alla grande. Ciao a tutti quanti! Sì! Evviva il carro di Vescovana, Scooby-Doo! Grazie!